E ci spostiamo invece adesso in Friuli Venezia Giulia, dove l'assessore regionale Claudio Violino ha fatto un sopralluogo sulle zone del Collio colpite dalla grandinata del 23 luglio. I danni della grandinata sono stati quantificati in 10 milioni di euro. L'assessore si è recato poi a Capriva del Friuli, a Villa Russiz, dove ha tenuto una conferenza stampa e dove non ha portato belle notizie. Sembra che soldi per i viticoltori non ce ne siano, se non si considerano assicurazioni private che la Regione incentiva. Vediamo il servizio. Villa Russiz, conferenza stampa, presente le massime autorità regionali, anche l'assessore Violino. Assessore Violino, lei è stato sulla zona del disastro, come quantificare questa grandinata? Il 90%, addirittura il 100% delle produzioni in certe zone, sia in provincia di Gorizia, quindi tutta la zona Rutarsno, Legna, parte di Cormons eccetera, sia in provincia di Udine la parte di Corno di Rosazzo, quindi colli orientali. Il danno c'è e stiamo cercando di capire tutte le possibilità per eventualmente la dichiarazione dello stato di calamità. Certamente la grandine è un evento prevedibile e assicurabile, così come le viti, per cui bisogna trovare delle soluzioni alternative e quindi per questo stiamo lavorando. Queste soluzioni potrebbero essere già trovate in questa finanziaria di questi giorni? Ma direi che ci stiamo lavorando, forse da un punto di vista economico sicuramente sì, da un punto di vista, come dire, giuridico, amministrativo, la reale, la delimitazione e quant'altro ci vuole un po' più di tempo. Tighieli Giordano, Villa Russiz, produttore, avete avuto anche voi dei danni, cosa avete avuto? Ma anche noi abbiamo avuto dei danni, siamo proprio nella fascia che è colpita da questo evento e praticamente quello che più ci preoccupa è la qualità dei nostri prodotti, perché Villa Russiz ha sempre lavorato sulla qualità dei propri prodotti e veramente questo evento tempestoso ha compromesso insomma quel po' la qualità. Logicamente noi cercheremo di fare il massimo per salvare quello che è rimasto, i costi logicamente saranno più alti per riuscire a tirare fuori sempre e speriamo la qualità che abbiamo sempre prodotto.